tentato di entrare con una macchina e hanno sfasciato le porte, come si vede. Puntavano sicuramente alle macchinette. Dopo sicuramente qui hanno l'impianto di antifurto e c'è quello a fumo. È uscito il fumo, non vedendo più nulla, hai capito? Hanno desistito al furto. I ladri erano già entrati, ignoravano certo che sfondando le vetrate avrebbero azionato il cosiddetto nebbiogeno antifurto con lo storditore acustico. Si tratta del quarto caso di scassi in appena 2 anni. La tentata spaccata alle 2:30 della notte scorsa al bar del distributore di via Schiavonia 24 a Conscio di Casale. Dalle immagini di videosorveglianza già in possesso dei carabinieri si evince chiaramente come i banditi puntassero effettivamente tanto alle slot machine quanto al cambio monete, non riuscendo a portarli via perché saldamente ancorati a un grosso cavo d'acciaio. Sul posto, oltre al titolare e i Rangers, pure i militari dell'Arma per i rilievi di rito. Molti i danni al locale. I serramenti, penso parecchi soldi, i vetri, antisfondamento e i serramenti.